Una tromba d'aria che ha abbattuto alberi e piante e reso inagibile parte dei sentieri. Questa è l'ipotesi di calamità che si troverà ad affrontare in questo fine settimana la Protezione Civile Trevigiana in una esercitazione generale che coinvolgerà anche 4 sezioni degli Alpini, i Vigili del Fuoco e il SUEM 118 di Treviso, al Parco dello Storga dietro la sede dell'ente provincia. Oltre all'importante esercitazione che vedrà impegnati ogni giorno fino a 150 volontari, protagonista sarà proprio il Parco di Sant'Artemio, che da venerdì 3 febbraio a domenica 5 sarà chiuso al pubblico per permettere la messa in sicurezza dei sentieri e dei ponti e lo sgombero dalle piante cadute che bloccano il passaggio. La soddisfazione del presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon. Weekend 3, 4, 5 di febbraio, 88 associazioni, metteremo in sicurezza circa il 60% di uno dei percorsi, un percorso per il 60% del Parco dello Storga, esercitazione di protezione civile con tutti i crismi, quindi con l'allestimento del campo, cucina mobile, tutto quel che serve per fare un'esercitazione di protezione civile finalizzata alla messa in sicurezza del Parco dello Storga. Esercitazione che non si teneva in provincia dal 2011, quindi un motivo di soddisfazione. Un ringraziamento a tutti i volontari, agli sponsor, tecnici, ai partner. Bene, secondo me è un buon punto di partenza. L'esercitazione sarà realizzata grazie al contributo economico di alcune società del territorio che in questo mese hanno risposto all'appello tramite bando della provincia. 2 le realtà che si sono impegnate economicamente per l'evento, Ascotrade, partner principale con 10.000 euro, e il consorzio BIM Piave con 3.000. Il tema ambientale è tema a cui Ascotrade è sempre sensibile, come conferma il presidente Stefano Busolin. Su questo Ascotrade è particolarmente attenta, lo facciamo già in azienda. Ad esempio cito i nostri 20 negozi sono realizzati con un arredamento totalmente ecologico, quindi in cartone, piuttosto che l'ultimo prodotto che abbiamo lanciato di energia elettrica pulita, 100% realizzata 100% da fonti rinnovabili, ma cito anche il grande progetto che abbiamo fatto per il cambio delle caldaie, quindi efficienza a chilometro zero. Oggi siamo presenti in provincia di Treviso e in provincia di Belluno con questo progetto. L'obiettivo è diminuire le emissioni di CO2 in atmosfera, ma guardando al futuro stiamo anche lavorando su un grande progetto ambientale che vedrà coinvolti anche i nostri clienti, che chiameremo, lo possiamo anche anticipare, chiameremo il Bosco di Ascotrade. Quindi c'è un interesse a tutto tondo da parte della nostra azienda nei confronti dell'ambiente. L'intervento di simulazione e di ripristino di eventi calamitosi consentirà di operare interventi d'urgenza ai percorsi del Parco dello Storga, come spiega Giuseppe Porcellato, dirigente del settore protezione civile della provincia di Treviso. La messa in sicurezza dei ponticelli là dove saranno necessari, per il momento vengono tolti, eventualmente si valuterà immediatamente quali rimettere, ma non sono necessari in un bosco di questo tipo iniziale non sono necessari ponti, per cui con ogni probabilità ne verranno ricostruiti 2, punto. Un terzo senz'altro non c'è, anche questo che abbiamo appena passato non è necessario perché basta seguire un altro percorso e si può andare in mezzo al bosco, è un termine improprio perché non dobbiamo andare in mezzo al bosco a disturbare la natura. Abbiamo fatto una VINCA, una valutazione di incidenza ambientale, proprio per verificare qual è il momento migliore per poter intervenire. Questo momento è dato dall'inverno, terminerà con il mese di febbraio, per riprendere dopo il termine della nidificazione e al termine poi anche della riproduzione della fauna che può vivere qui in questo bosco.